Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui per la terza parte della lezione sul business plan. Prima di tutto vi voglio fare gli auguri, spero che stiate bene tutti e che state passando in serenità questa quarantena, insomma, che ci tocca un po' a tutti. Non sono contento, preferivo andare 1000 volte a scuola e al lavoro che stare qua a casa annoiato. Poi mi arrivano certi messaggi, mi è arrivata una raccomandata: Madonna di Fatima, proteggi Mauro. Madonna di Fatima, anche se io non sono con te, tu sei sempre con me, non mi abbandoni mai e mi aiuti in tutte le circostanze. Non solo col mio nome, la tesserina, ma anche una medaglietta con scritto proteggi Mauro, una medaglietta. Quindi insomma un investimento non da di poco conto. Chiaramente non manca l'IBAN per fare il versamento. Il problema non è tanto questi che cercano finanziamenti, ma il problema è che ti mettono anche dei sensi di colpa, sinceramente, che avrei preferito non avere, perché tanto io non verso niente, però ti mettono i sensi di colpa per dire: guarda, noi abbiamo fatto qualcosa per te e tu in cambio non ci hai reso niente. Detto questo siparietto, parliamo di business plan. Abbiamo descritto l'attività economica, il primo step del progetto cosiddetto progetto imprenditoriale, che parte dalla business idea per arrivare poi alla descrizione dell'attività. Il secondo step parla dell'analisi del mercato. L'analisi del mercato è importantissima, ragazzi. Il mercato è tutto nell'economia. Il mercato è tutto per le aziende. Il mercato è il luogo dove si incontrano la domanda e l'offerta e dove avviene lo scambio fra prestazioni, merci e soldini. Quindi diciamo che il mercato, intorno al mercato gira tutta l'economia mondiale. Quindi analizzare il mercato, che può essere un mercato globale, ma anche un mercato parziale, regionale, statale, un mercato comunale, un mercato anche zonale. Diciamo che i mercati sono le zone dove il mercato è la zona dove noi agiamo a livello di scambio. C'è anche il mercato web, il mercato del web, che è un mercato mondiale, chiaramente, dove c'è uno scambio fra prestazioni, vendita di merci e pagamenti, chiaramente degli stessi. Quindi l'analisi del mercato prima di tutto parte da una considerazione: dobbiamo prima di tutto sapere qual è il nostro target. Il target è importantissimo, ragazzi, è una cosa importantissima. Sapere il nostro target vuol dire sapere la clientela a cui noi ci dobbiamo rivolgere e da dove partirà la domanda per avere i nostri servizi, i nostri beni. Quindi analizzare il target è molto importante. Come lo definiamo il target? Il target lo definiamo come quella clientela potenziale che ha l'azienda, quella clientela, quei clienti che potrebbero aver bisogno delle merci o dei servizi della nostra azienda. Questa clientela potenziale chiaramente dobbiamo accaparrarcela, e per accaparrarcela, per cercare di fare in modo che questa clientela le piaccia acquistare da noi e si fidelizzi, dobbiamo farla star bene. Quindi come? Col marketing, attraverso le politiche di marketing e altre cose. Quindi possiamo dire che questo target, analizzarlo è molto importante. Come si analizza il target? Si analizza in tanti modi, per tanti canali. Ad esempio, io apro una parruccheria per taglio di capelli giovani. La mia attività viene descritta come un tagli moderni di capelli per maschi e femmine. Allora, prima di tutto
del mio target non ci sono io, perché io capelli non ne ho, non vado da parrucchiere, quindi io non faccio parte di quel target. Questa è la prima cosa. Poi mi sembra che con i tagli di capelli moderni non vadano molto d'accordo gli anziani, quelli che hanno superato magari 45 anni, 40 anni. Quindi diciamo che anche il mio target è un target per giovani. Per giovani, ma che tipo di giovani? Giovani che hanno un'educazione o giovani che non hanno un'educazione? Giovani diplomati, giovani non diplomati, giovani che hanno studiato, giovani che non hanno studiato. Questi giovani sono più maschi o femmine? Questi giovani che reddito hanno o come vengono mantenuti, come si mantengono, qual è il loro reddito, la loro capacità di spesa? Tutti questi dati, ragazzi, devono essere letti, studiati e analizzati chiaramente nel business plan in forma chiaramente non analitica ma abbastanza sintetica, perché ricordiamoci che il business plan è una programmazione, quindi non tratta argomenti analitici, ma tratta argomenti assolutamente sintetici. Detto questo, quindi noi possiamo analizzare il target attraverso l'analisi della nostra clientela potenziale come titolo di studio, capacità di spesa, reddito, sesso, opinioni anche politiche, livello di istruzione. Abbiamo tanti modi di studiare il target e ogni modo ci fa capire di più qual è la nostra clientela potenziale, da dove nasce la domanda. La domanda nasce chiaramente dal target. La domanda che cos'è? È la richiesta di dei nostri beni e servizi. La domanda è la richiesta di beni e servizi nostri che fanno i consumatori. Ok? Noi siamo l'offerta. Noi offriamo i nostri servizi, i nostri beni, le nostre merci, offriamo la nostra azienda, quello che produce la nostra azienda, mentre la domanda richiede i nostri servizi e i nostri beni. Ok? Chiaramente contro il corrispettivo del denaro, chiaro, gratis non agisce nessuno, neanche la Madonna di Fatima che mi protegge, anche quella vuole i soldi. Quindi abbiamo l'analisi della domanda anche che è importante, ecco l'analisi del target, ma poi abbiamo anche quello che produciamo noi è l'offerta. Noi dobbiamo dire anche cosa vogliamo produrre, che cosa vogliamo produrre, che beni o che servizi vogliamo produrre, qual è la loro qualità, ok? Anche questo va inserito nel business plan e anche questo è una cosa che è sintetica, non è analitica, è abbastanza di semplice lettura. Dopodiché, se noi analizziamo l'offerta, non dobbiamo analizzare solo la nostra offerta, dobbiamo analizzare anche l'offerta degli altri, ma l'offerta degli altri che non è la nostra, come si chiama? Si chiama concorrenza. La concorrenza non è altro che l'offerta non nostra, ma l'offerta di altre aziende che sono concorrenti alla nostra, cioè che ci vogliono fregare i clienti. L'analisi della concorrenza è importante. Pensate se io decido di aprire un ristorante a 5 metri di distanza da un altro ristorante. Sicuramente la clientela in quella location, la location è sbagliata perché io dovrei mettere il mio ristorante là dove ristoranti non ce ne sono, in modo da accaparrarmi tutta la domanda di ristorazione. Purtroppo ci sono dei casi in cui la concorrenza è anche spietata, ci sono vie, se pensiamo per esempio a Via Sardegna, solamente in Via Sardegna ci possono essere almeno una quindicina di ristoranti, in Via Sardegna. Chiaramente la concorrenza è spietata, però là è una via che d'estate praticamente brulica di turismo, quindi è una via molto battuta e quindi bene o male lavorano bene tutti, o quasi, quelli che fanno bene il loro lavoro. Quindi dobbiamo analizzare quello che offriamo noi, ma sapere anche quello che offrono gli altri. E noi dobbiamo sempre cercare di superare gli altri. Come li superiamo? In due cose. Nella qualità
delle materie prime, nella qualità del servizio e nei prezzi. I prezzi, per quanto sia, sono sempre importanti. La gente, fra due cose che reputa uguali, una che costa di più, una che costa di meno, comprerà sempre quella che costa di meno. Sapete benissimo, no? Quando è che è disposta a acquistare quella che costa di più? Quando si rende conto ed è consapevole della qualità. E la qualità dove si trova? Si trova o nel servizio o nelle materie prime, nei beni, o in tutte e due ancora meglio, va bene? Penso che questo argomento per adesso lascio qua, mi stoppo qua, vedremo per la quarta parte di fare un'altra lezione la prossima volta. Vi saluto a tutti, grazie, state bene, salutate le vostre famiglie e pensate una cosa, che questo coronavirus ci ha dato una lezione di vita. La lezione è questa: non crediamo mai che tutto è sicuro, che tutto è a posto e tutto deve andare in un certo modo. Le cose possono cambiare, dobbiamo essere pronti a tutto nella vita. La nostra forza deve essere questa, essere pronti a leggere la realtà e affrontarla, e noi la affronteremo tutti insieme, tutti uniti. Saluti a voi e a tutti, arrivederci alla prossima.